La fiamma olimpica dei Giochi invernali di Milano Cortina 2026 attraversa la Liguria, una giornata storica, quella che si è aperta questa mattina nel Tigullio attraversando Lavagna, Chiavari, Rapallo e Portofino, concludendo la sua tappa regionale a Genova in questi istanti. È un evento che abbraccia generazioni e riportando quelli che sono i principi e i valori dello sport. 17 i tedofori protagonisti del passaggio della fiaccola, un simbolo di pace, sport, fratellanza che ha illuminato il cuore della comunità, accompagnato dalla presenza di scuole, associazioni e cittadini. Sono felicissima, viva lo sport, sempre viva lo sport. È un bel simbolo, lo sport è aggregazione, pace, a parte i tempi di oggi che c'è pieno di matti che mettono in discussione tutto, però è sempre bello, è un simbolo. 33esima tappa della fiamma, un percorso che sta attraversando le province italiane e che si concluderà il 6 febbraio a Milano allo stadio San Siro per la cerimonia di apertura, un momento simbolico che unisce il territorio ligure al mondo intero attraverso i valori di sport, lealtà e condivisione. Non sanno più apprezzare queste cose qua perché non le vedono più. Siamo partiti un po' dall'antica Grecia, ovviamente sono piccoli quindi, per poi fargli arrivare questo messaggio, comunque il discorso di pace, il discorso che comunque lo sport unisce per la pace. Uno sguardo rivolto al futuro con i valori dello sport nel cuore. Felici che questa fiamma incominci già a infiammare, diciamo, il nostro pubblico in attesa poi dei Giochi Olimpici.